Buonasera a tutti. Questa sera di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, invece li faccio all'inizio. Li faccio all'inizio perché intanto scusateci se vi abbiamo sbattuto in quest'anno da una sala all'altra, però come vedete speriamo di essere arrivati al risultato finale, e questa è sicuramente la migliore, e speriamo di tenercela stretta. E per essere arrivati qua dobbiamo ringraziare il Comune di Conegliano che ci ha dato il patrocinio, altrimenti sarebbe stata dura, e ringrazio anche voi perché ci avete sempre sostenuto, e questo è molto incoraggiante per noi. Quindi, visto che quando si raccogliono soldi con un salvadanaio è sempre giusto rendere conto di quello che si fa con i soldi, ecco il motivo per cui siete seduti in questa comoda poltrona è anche questo, perché ci avete aiutato, quindi io vi ringrazio. Tra l'altro vi ricordo come al solito che fuori all'uscita c'è il salvadanaio se volete darci una mano. Noi siamo un'associazione senza fini di lucro. Un altro modo per darci una mano, se qualcuno è appassionato di fotografia, può fare tranquillamente la tessera in quadra, costa 20 euro all'anno e può aderire a varie iniziative. Noi ci stiamo stiamo organizzando parecchie cose, tra cui anche corsi di fotografia. E per questa estate stiamo cercando di fare, sempre nell'ambito dei viaggi, di fare anche delle cose belle. Non vi anticipo niente perché ovviamente non è così semplice da organizzare, però insomma siamo in tanti, come vedete, ci stiamo organizzando e stiamo cercando di fare sempre meglio. Chiamo con l'occasione Fernando Bordin. Fernando ha il suo debutto qui, quindi ha l'onore di inaugurare la sala, e attenzione anche l'onere perché qui si sta presto a fare il pisolino, quindi attenzione, faremo di tutto per evitarlo. Bravo. Fernando è un fotografo viaggiatore di Montebelluna, fotografo non di professione ma per passione, e viaggiatore lo stesso per passione. Io amo definirlo, parafrasando un termine molto usato per il cibo, cioè lo slow food e il fast food, e lui è uno slow traveler perché è una persona che ama fermarsi parecchio nei posti. Faccio solo un esempio, vi anticipo che alla fine vedrete una bellissima condivisione di minatori su un vulcano. Quello è un posto, forse magari qualcuno c'è anche stato, quello è un posto dove normalmente un viaggiatore si ferma 2 o 3 ore, se è cinese 10 minuti, il tempo di fare questa. Esatto. Ecco, lui, questo posto dove di solito si ferma 2 ore, si è fermato 6 giorni, questo vi farà anche capire perché ha sviluppato un certo tipo di lavoro. Direi che è inutile proseguire con le chiacchiere, tu sei pronto, vedo che è pronto tutto qua, quindi lascio a te la parola e noi ci sentiamo dopo alla fine. Grazie. Innanzitutto ringrazio l'associazione Inquadra che mi ha invitato come così neofita, se vogliamo, in questo luogo, l'amico Danilo prima. È una responsabilità importante anche per questo tipo di teatro che è una meraviglia, quindi mi auguro e vi auguro a tutti che si possa riempire nei prossimi mesi Antino come Messico. Sì, sono un fotografo viaggiatore dopo aver lavorato come tutti, da un po' di anni mi dedico a fare viaggi molto particolari, normalmente fuori dalle rotte turistiche. Tocco anche qualche rotta turistica, però prevalentemente vado a cercare luoghi e situazioni che non sempre si riescono a vedere facilmente. Questa è un po' la mia prerogativa. Stasera vedremo una presentazione su l'Indonesia. Io ci sono stato un paio di volte, associato anche ad altri paesi, per la verità, per 2 volte da 15 giorni l'una sostanzialmente lì, poi altri 15 giorni in altre parti, sempre con lo stesso viaggio.
L'immagine che vedete è il clou, diciamo, della serata, perché si riferisce a un personaggio straordinario, si chiama Kuti, poi vi spiegherò un po' meglio, ed è uno sciamano che vive nell'isola di Siberut, che si trova vicino all'isola di Sumatra in Indonesia. Ecco, Indonesia, giusto per far capire la linea dell'equatore, vediamo qual è l'estensione dell'Indonesia. È un paese grandissimo, pieno di isole, però poche sono abitate, 275 milioni di abitanti, pensate un po', di cui 170 si trovano solo nell'isola di Giava. L'isola di Giava che è, pensate, un terzo dell'Italia come estensione, quindi la densità demografica è una cosa incredibile. Si parlano tantissime lingue e dialetti, tenendo conto che un paese gigantesco, ed è l'islamico per l'87% come religione sunnita. Uno dirà, ma tiriamo subito la bocca perché gli islamici problemi, musulmani. Ecco, questo è uno dei paesi che non ha problemi di rispetto delle religioni, diciamo, rispetta le religioni in questo senso, rispetta inizialmente le religioni, fatto sta che le minoranze che si vedono completamente al 100% sono composte da cristiani, da induisti, da buddisti, e diciamo, la convivenza è assolutamente pacifica tra tutti loro. Ecco, le isole che io ho visitato finora sono Sumatra, Siberut e Giava. Questa sera faremo la prima parte, la vedremo in queste due isole, Siberut e Sumatra. La parte che io sono riuscito a vedere ovviamente non è che sono in Sumatra è immensa, ha anche molte caratteristiche, diciamo, di carattere naturalistico nella parte nord, dove sono anche gli orangutanghi, sono parchi particolari. Io per la verità a Sumatra sono andato perché sono stato attratto da una fotografia di qualche anno fa su National Geographic, dove ho visto una corsa strabiliante di tori, una competizione che mi ha fulminato. Ho detto, se riesco ad andare a due parti devo assolutamente andare a trovare questo luogo. Ecco, c'è una seconda parte, però io dico forse, dipenderà poi se sarà gradita questa sera oppure no, e la seconda parte dovrebbe essere sviluppata in questo senso. C'è la tribù dei Badui, aspetta perché questo computer però ha questo computer, vedo. Scusate. Ecco, questo si trova già a ovest, è una tribù che vive isolata sempre nel mondo moderno. Poi ci sono delle coste meravigliose nella parte sud di Giava, il tempio di Borobudur che molti di voi secondo me conosceranno. Ho visitato anche una grotta particolarissima dove filtra una luce in una certa parte del giorno quando non ci sono le nuvole, ovviamente, che sembra un raggio celestiale fatto apposta per starbigliare. Il vulcano Ijen che vedremo stasera alla fine come sintesi, diciamo, del viaggio fotografico, però questo andrebbe spiegato per bene perché è un luogo molto particolare, bellissimo dal punto di vista fotografico, perché chi ama la fotografia apprezzerebbe tantissimo questo luogo, molto tragico per l'aspetto umano, dove ci sono delle persone che lavorano di notte, cominciano a lavorare di notte fino alle 3-4 del pomeriggio per poi riprendere la 10 di sera per andare a prelevare lo zolfo, vedete qui, quello giallo, materiale giallo,
vulcano. E come ultimo aspetto, sempre nell'Isola di Giava, c'è questo luogo straordinario che è il parco nazionale del Bromo Canyon Semeru. Ecco, questa fotografia qui è emblematica, si vedono i tre vulcani, quello che fuma è il vulcano Bromo e in fondo, sullo sfondo, è il vulcano invece Semeru, che è l'ultimo che ha sviluppato l'eruzione un paio di mesi fa, scarsi anche, che ha superato i lanci e quant'altro. Purtroppo nell'isola di Giava si trova nella cintura di fuoco specifica, tantissimi vulcani e spesso e volentieri questi vari prendono attività in maniera anche improvvisa. Lo stesso vulcano Ijen, per esempio, è controllatissimo perché sono le persone che lavorano dentro e se ci sono dei sensori che avviano per tempo in caso di necessità di bloccare attività assolutamente. Quindi questo è quello che avete visto adesso, che non lo vedremo stasera praticamente, è un po' un gioco al contrario. Quello che invece vi mostrerò, questa prima parte, comincia con l'isola di Siberut, detta anche la Mentawai Island, che sarebbe l'isola della tribù Mentawai. Ci sono 4 isole, questa qui più grande e queste altre 3-4 qua sotto, che sono proprio specifiche per questa etnia autoctona. Studi antropologici hanno definito che i primi nativi risalgono addirittura al 1500 a.C., che è una cosa piuttosto importante, ed è un'isola praticamente giungla, totalmente giungla, non ci sono grandi diversità. Per arrivare a questa isola, una volta arrivati a Jakarta e via Dubai, c'è l'aereo Jakarta-Padang, nuovamente grosso modo, e poi si va a fare un traghetto che dura 5 ore, un traghetto veloce che passa dall'oceano, perché per questo qui c'è un canale, ma in realtà l'oceano puro, non vi dico, non so se non rimane come me, un problemino, però sono stesi, diciamo che si risolve abbastanza. Sono circa 100 km, ci vogliono circa 5 ore di traghetto. Una volta poi arrivati a destinazione annuale a Siberut, ecco, per andare nel luogo dove io avevo studiato e verificato dove andare questo affascinante popolo che vive isolato dal mondo, bisogna fare un percorso di questo tipo. La linea gialla mostra il percorso di una barca a motore, una canoa scavata da tronchi praticamente, che dura un percorso che dura 2 ore di barca, e poi altrettante di attraversamento, trekking nella giungla per arrivare poi alla posizione prevista dove si trovano queste tribù, queste clan, diciamo, specifici. Ecco, queste sono le barche che poi ci portano quella non rende purtroppo. Deve arrivarci da mattina, perché non si può filmare questo qui. Allora, si arriva in questo modo, si attraversa la barca e poi con la barca, poi vedete che il fiume è abbastanza basso, diciamo, di livello, perché anche lì si è sentito l'andamento del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico, il livello del fiume è molto basso, bisogna anche a volte fare dei tratti a piedi accompagnati per poter poi arrivare in fondo. Ecco, all'arrivo c'era uno
soggetti che si aspettano che io sono andato un viaggio, l'ho fatto da solo, mi sono fatto accompagnare da un paio di guide che avevano una funzione di accompagnamento, sì, uno parlava l'indonesiano, l'altro parlava la lingua locale, Mentawai, che è una lingua della tribù specifica. Il soggetto che mi accompagnava, che parlava la lingua Mentawai, è un nipote di questo signore qui, che è uno dei tre fratelli che ho incontrato, dei sciamani. Una piccola introduzione a questo popolo che vive da moltissimi anni in questa isola, è stato scoperto nel mondo moderno, diciamo, solo nel 1930, quindi sono 80 anni sostanzialmente, 90 anni che li hanno scoperti. E negli ultimi anni li hanno lasciati vivere tranquillamente, poi il governo indonesiano ha cercato di imporre in qualche modo una sorta di riesame del modo di vita, cercando di strappare le loro abitudini, perché appunto vivevano di isolati. Hanno proibito lo sciamanesimo, perché loro sono animisti di fondo, hanno proibito certi sistemi, diciamo, di vita, e hanno addirittura creato dei villaggi all'esterno dell'isola, nelle zone periferiche dell'isola, per farli abitare in luoghi normali, dove magari anche la famiglia, i figli, i nipoti potessero andare a scuola, cosa che tuttora c'è. Però il fatto di voler imporre a tutti i costi una mentalità del genere, che era un retaggio di secoli e secoli di storia, ha fatto sì che molti di questi soggetti siano addirittura si sono internati ancora di più nella giungla. Infatti per arrivarci è abbastanza complicato, si può fare, non è complicatissimo dal punto di vista logistico, però ci vuole un po' di volontà di poterlo fare, e quello di disagio, ma non una cosa fattibile. Questo è un po' quello che ho provato personalmente. Il fatto che il governo avesse insistito a portarli in zone, diciamo, normali, ha fatto sì che non si sa quanti possano essere. Diciamo che la tribù globale, questa etnia, viene giudicata intorno dai 40-60.000 soggetti, e sembra che nella giungla ne vivono attualmente circa 1 miliardo. Io quello che ho visitato ne ho incontrati non tantissimi ovviamente, ma ho incontrato un po' queste particolari persone che vivono in modo assolutamente credibile. Allora, in questo luogo dove vivono questi signori, sarebbe stata la casa, tanto vi spiego allora. Queste persone vivono in completa simbiosi con la giungla, hanno un rispetto totale per l'ambiente, è una cosa straordinaria, incredibile. Prendono dalla giungla solo il minimo indispensabile che serve a loro, vanno a caccia e pesca, non tantissimo, soprattutto a livello rituale fanno questo tipo di attività, mentre normalmente usano anche a levare gli animali in casa, tipo maiali e galline. Prendono la frutta dalla giungla, certamente, e la rispettano in maniera totale, non hanno bisogno di niente. Poi dicono loro che mai riuscite a vivere, fare una vita del genere, non volete, non ragionate con i vostri parenti, eccetera, qualcuno se ne è andato. No, noi vogliamo restare qui, non vogliamo cambiare in nessun modo. Questo è quello che ci serve. Allora, in quella zona, quella dove ero stato io, non c'è energia elettrica, non c'è auto municipale, non c'è internet, non c'è telefono, non c'è radio, non c'è giornali, non c'è niente. Però io ho mangiato, sono bevuto, sono tornato a San Messaggio. Perché? Perché
seminatori che avevo hanno provveduto in questo senso, per se comprato il cibo all'esterno dell'isola, diciamo, l'acqua potabile si è portata da lì, e quindi cioè, se qualcuno di voi qui presente vuole fare un'esperienza del genere, non ci sono rischi dal punto di vista sanitario. Oh certo, oggi si parla di terza vaccinazione Covid, e io per andare lì ne fate 4-5 piatti tipi comunque, non è che, nel senso che il dottore dell'ASL ha consigliato qui servirebbe fare la terapia tifica, la terapia malarica, la terapia della febbre gialla, questo e quell'altro tanto, il fatto sì che fate queste vaccinazioni di conseguenza nessuna, zero effetti collaterali, e quindi si tranquillamente fare un percorso del genere. Ecco, le case che si intende sono fatte così, sono fatte di diciamo materia naturale, naturalmente, di palme, hanno anche del palo di legno, si vede, e comunque per arrivare qui, appunto, come dicevo prima, di fare 2 ore più 2 ore di percorso a piedi. I mangiavai camminano rigorosamente scalzi, come avete potuto vedere, e per terra, un secondo, durante la stagione delle piogge questi percorsi sono difficili da fare perché c'è una quantità di fango notevole, ecco, camminano a piedi sopra questi tronchi, non hanno scarpe, non hanno scarpe, per arrivare, ecco, le case sono palafitte come avete visto, perché gli abitanti abitano sopra di solito ci sono gli animali che vivono sparati, liberi. Questo è l'acquedotto biologico che arriva, municipale che non è, ma è l'acquedotto che c'è lì, che arriva dal fiume, che si preleva l'acqua dal fiume, e poi questa è una cosa interessante, attorno alle case ci sono molte illusioni e piante medicinali, perché i mentavai lavorano in particolar modo dal punto di vista medico, usano tantissime erbe e fiori per curare qualsiasi cosa. Questo per esempio baffi di gatto che si chiama, sarebbe un ristatus, è un forte diuretico e aiuta in questo senso. Andando avanti, qui per esempio sono le piante, il ginger giallo, il lilium appunto giallo di ginger, con un profumo straordinario, buonissimo. Anche questo è un fiore di zenzero, questo qui non so cosa sia, l'ho visto, è un po' strano. Questo invece è un hibiscus rosa sinensis, si chiama appunto. Queste piante vivono vicino alla casa. Per arrivare a questi fiori che io ho messo, ho detto, ma ormai si intende anche di botanica. No, ho usato l'app praticamente
per la musica sicuramente, fotografate la pianta, recuperate la foto e il sistema vi produrrà dei fiori simili, potrete individuare, perché sono dei fiori già catalogati, altri no. Siamo arrivati a questo, perché questo era un po' lo scopo anche dei fiori che ho messo, perché questo fiore si chiama appunto il disco mutabile ed è stato fino a pochi anni fa fino a pochi anni fa questo fiore scambiava il tempo di questo clown Hawaii. Cosa faceva? Questo fiore nasce la mattina bianco, vira poi in rosato durante il giorno per arrivare alla sera a diventare violaceo. Questo diventa, di fondo, era il loro orologio, cosa che adesso è diventata questa, quindi bene o male un po' di il patacone che ha il nostro amico Cookie, si vede che anche la modernità, per quanto poco, è arrivata anche qui. Non è arrivato solo non è arrivato solo l'orologio, il patacone, ma è arrivato anche queste brutture di marsupi, che è una cosa orrenda da vedere, no? Quindi è una cosa che purtroppo la modernità ha portato e copre, diciamo, le parti intime, ma non solo, perché la fanno anche un loro perizoma che serve per questo. In questo saccoccio loro mettono, è pieno di tabacco, accendini, sigarette quando i turisti le portano e niente altro. Quindi è la loro scorta quotidiana, diciamo, di fumo, che è una cosa micidiale. Tutti questi soggetti fumano in maniera misurata. Questo non lo diciamo a me. Quello che invece è stato la parte più negativa della modernità è l'arrivo, la conoscenza, il venire a conoscenza dello zucchero e del tè. Purtroppo questi soggetti non abituati a questo amano molto questa bevanda. Se io mettevo un cucchiaino, mezzo cucchiaino da caffè nel mio tè che mi offrivano, loro mettevano 4 cucchiai da minestra dentro il loro tè. Lascio immaginare voi quali sono gli effetti. Ecco, gli effetti sono questi. Sono tutti senza denti, anche giovani, come vedete. Ecco, una cosa che ci fermiamo un attimo qui, questa tribù aveva questa tecnica drammatica, incredibile, questa è una foto da internet, le donne, per un canone di bellezza loro dichiarato da secoli, a loro veniva praticata la limatura più che limatura era mantenere uno scalpello, come si vede qua, una cosa assolutamente tragica. Non ho trovato nessuna donna con queste caratteristiche, probabilmente perché i denti li hanno persi in corso d'opera. Infatti le autorità governative da un po' di anni hanno vietato questo tipo di tecnica, anche per questo motivo, per evitare che la gente perdesse i denti, perché era una pratica veramente atroce. Però per loro è un canto di bellezza. Infatti la tribù era chiamata anche la tribù delle donne dai denti aguzzi. Ecco, questo è l'interno di una casa, che è una casa normalissima, insomma. Quindi l'interno ci sono degli oggetti, le tende che vedete sono le tende usate per dormire a zanzara. Questo è la nostra guida Bernardus,
che ha un nome, come avete visto, un nome cristiano, perché ci sono parecchi cristiani in questa isola, quindi danno anche nomi di questo genere. All'interno della casa, qui abbiamo per esempio i maiali allevati, che non ce l'ho adesso. Non vai il video, poi se ne va sul video. Ecco, comunque non si sente, ma questo Mentawai richiamava i maiali battendo questo tronco cavo, perché i maiali sono lasciati liberi di andare in giro per la foresta dove vogliono. Una casa rispetto a un'altra casa di un altro soggetto è circa un'ora di cammino, proprio perché devono avere un territorio abbastanza sufficiente per poter far pascolare queste bestie, queste bestiame. Ecco, poi torno alle 4, grosso modo, c'è il richiamo, e non devo sentirlo, ma non si sente. Il rumore del richiamo degli animali. Tornate a casa che vi diamo da mangiare. Ecco, le case sono di questo tipo, sono fatte con fibre naturali ricavate. Queste tegole, coppie, chiamiamo, sono ricavate da foglie di palma e durano, pensate, 20 anni prima di essere candidate. Hanno una durata incredibile come tempistica. Adesso introduciamo i sikherei, si chiamano sikherei in lingua Mentawai, significa sciamano. Nella casa del più importante di tutti c'è questo invito. Benvenuti nella casa di Cookie, quello che dicevo prima, l'ingresso della capanna, casa della palafitta, diciamo, di Cookie. C'è questo benvenuto ai turisti che arrivano. Ecco, normalmente i turisti sono piuttosto contingentati, non c'è una volontà di esternare o di accettare, diciamo, un turismo di massa. Per esempio, sappiamo che i cinesi sono interdetti per questo luogo perché si presenterebbero in 40, 50, 100 persone. Non si fa, non lo vogliono un gruppetto di persone da 4, 7, 10 persone al massimo, 2, 3, quello che è. Ecco, il soggetto che è molto particolare è il nostro Cookie. In origine questo signore qui si chiama tuttora Shramut. Il Cookie è una cosa un po' simpatica, è venuta fuori, è nata dal fatto che i turisti che venivano a trovarlo portarono per le prime volte i famosi biscotti circolari, i cookies. Cookies, così che buoni, alla fine questo qui ha deciso di farsi chiamare Cookie. È una persona squisita. Una cosa importante da capire, i Mentawai, da quando raggiungono la pubertà, sostanzialmente non contano più gli anni, non sanno quanti anni hanno di fondo. E quando sono stato con questo qui nella sua casa, lui mi ha raccontato un po' la sua storia, ha cercato un po' di intervistarlo in questo modo e mi ha fatto capire che dovrebbe avere intorno ai 93-94 anni.
l'ho desunto dal fatto che lui sia stato deportato nell'isola di Sumatra quando era un ragazzetto per andare a lavorare sulle piantagioni di canna da zucchero. Dopodiché è rimasto lì finché è arrivata la seconda guerra mondiale. Come sapete il Manelli è stato invaso dal Giappone, il Giappone era in guerra e quindi voleva arruolare forzosamente le persone del luogo, perché lui e altri suoi amici sono riusciti a scappare e sono tornati nella loro giungla a tornare a vivere. Peccato che poi fossero stati, diciamo, cacciati ancora da parte dei giapponesi e loro rispondevano sempre di più, nascondendosi nella giungla, rispondevano ai fucili con le frecce avvelenate e hanno partito la fame, mi diceva in maniera importante, bevano l'acqua dalle canne di bambù per non farsi scoprire e quant'altro. Poi la guerra è finita e loro hanno ricominciato sostanzialmente a vivere. Ecco, la cosa importante da dire è che queste persone sono tatuate, sono sciamani, lo si desume dalla fascia colorata che hanno in testa, in questo caso, e dai tatuaggi che hanno in tutto il corpo. I tatuaggi che hanno nel corpo rappresentano l'albero della vita, il sago, o anche l'albero del pane, o come chiamano, che è un albero che dà sostanzialmente la garanzia del vivere, il loro cibo per eccellenza che li sostiene in tutti i modi, in tutti i sensi, compresi gli animali, è un cibo praticamente per molto tutti. Poi vediamo cos'è. A sinistra vediamo uno degli sciamani più giovani, si chiama Mantoplè, in realtà tradotto significa padre di Toplè. Una caratteristica strana è che quando nasce il primogenito il nome della persona diventa padre di, quindi lui si chiama Sheru Kunen, in realtà è diventato Aman Toplè, padre di Toplè. Kuki invece, Shromov, riprende il suo nome originale quando muore la moglie, o viceversa, se il marito muore, la moglie ritornerà ad avere il nome originale della famiglia, il nome di battesimo, il nome di nascita. Eccoli qua, vedete che hanno queste perline particolari. Poi il corte è il maggio degli sciamani, questi sono 3 fratelli, una famiglia di 6, uno è morto, e tutti 5 praticamente sono sciamani, io ne ho incontrati 3. Il disegno che hanno appunto l'albero della vita, sulle braccia hanno le fronde delle palme e sulle gambe invece diciamo, la corteccia la parte diciamo iniziale dell'albero. Ecco, a Cookie io l'ho intervistato, probabilmente non si era mai fatto intervistare, infatti non ci sono state cose particolarmente simpatiche, e ha cominciato a raccontarmi la sua storia sostanzialmente. Ecco, come vedete, quello che dicevo prima è stato trovato e da qui ha cominciato a spiegarmi come vivono, cosa fanno, come gestiscono la giornata. Ecco, ho visto come viene prodotto per esempio il baito, il perizoma, loro lo chiamano baito perché il nome è originale, il baito è proprio il perizoma, i nostri slip sarebbero. E quindi adesso qui da guardare vediamo come viene prodotto questo tipo di indumento intimo. Quindi abbattuto l'albero, si tira via la scorza, diciamo, dell'albero. A Mangiano lo citerei in treni, quindi è un sciamano che sta imparando, ovviamente. Anche lui si chiama Amangiano, padre
anni, era venuta in casa il suo nome. Ecco, viene sfilata questa fibra alla corteccia, e questo invece è il lenore ecologico. No, l'ammorbidente, chi usa in lavatrice il lenore Vernel, chi usa invece questo morbido, vedete che la fibra, poi si torna alla casa, a capanna, per completare il lavoro. Una sciapatina con un'acqua profumata del fiume pulitissimo, come vedete, e poi rifattina e asciugatura. Ecco, io ho toccato questa fibra, sono rimasto veramente strabiliato. Avete presente l'alpaca o alpaca che si dica? O meglio ancora il cashmere? Ecco, tutta un'altra cosa, carta vetrata pura. Quindi immaginatevi che goduria, no? per i maschietti indossare questa roba qui, che è una cosa, un masochismo totale. Sono belli tosti, vedete, magri, però sono molto forzuti. Ecco, la caccia, qui ci sono i trofei di caccia, che loro usano fare soprattutto per le attività rituali, non tanto per abitudini di caccia, usano piuttosto mangiare poca carne, ma è quella che avevano loro nelle loro abitazioni. La caccia che noi vediamo sono teste di scimmia, maiali selvatici, qualche cervo e dei becchi di tucano, vedete, qui per esempio. Quando li hanno uccisi e mangiati li ripongono nella casa, perché loro pensano che il loro spirito poi alla fine proteggerà la casa stessa. Non cacciano i gibboni. Il gibbone è una scimmia volatrice, sapete, appunto, perché la loro tradizione vuole che queste scimmie siano residenti in una parte specifica della foresta dove a loro detta resiedano le anime dei defunti o dei parenti che sono morti. Quindi è vietato da tutti loro cacciare questo tipo di scimmia, ed è un monito per non andare a vedere questi luoghi che sono sacri, considerati sacri. Ecco, per cacciare naturalmente serve procurarsi le armi, usano le frecce e soprattutto usano il veleno. Non mi hanno detto, non hanno saputo dire il nome del veleno, immagino sia un tipo di curaro, perché di fondo mi hanno detto stai distante da noi, almeno 1 metro, perché se per caso tocchi e hai una mano ferita e tocchi questo liquido nero che adesso vediamo, dopo 1 minuto sei morto. E quindi meglio stai distante, che stia distante, e lascia fare a noi. Naturalmente con la produzione, no? Ecco, queste erbe dalla giunta le schiacciano e poi pitturano le punte delle frecce, e con queste poi vanno a cacciare. Usano questo sistema per fare la caccia rituale, non tanto per uno scaldante, poi riposte nella faretra fatta ecologica, come vedete, in canne di bambù, e poi si va a cacciare. Ecco, tra i regali che loro accettano dai turisti, pochi, molto pochi, sì. Accettano il macete, ecco, accettano questo, non vogliono denaro. Si va alla caccia, la pesca invece è prerogativa delle donne, solo delle donne, vanno a pescare, diciamo, gamberetti, granchietti con il vestito tradizionale, appunto, qui vedete
figli, viene madre di 6 figli, un nostro Nessalon che è il nonnellino fatto di cuore di banana, che fanno queste cose qui vicino alle loro case, c'è una casa, un fiume che passa vicino. È un costume tradizionale che per loro è comunque così, non si fanno problemi, anzi, qualcuno ha anche qualche tatuaggio per questo, vedete. Il savo, ecco, come dicevo prima, è una palma, quella che vedete qui, una palma che produce una specie di amido bianco, viene tagliata una palma di questa, ogni famiglia ne taglia una praticamente ogni 2 mesi, con 2 mesi di questa pianta riescono a mangiare 2 mesi quasi e mangiano un po' tutti gli animali compresi. Mentre il marito chiama a raduno le galline. Viene composto questo aspetto di vicino, questa foglia, e poi verrà messo a cuocere, quindi a scaldare, quindi per renderlo un po' solido sostanzialmente. Ecco, altre proteine animali che si ricavano dalla giungla, sempre dall'albero di sago, però in questo caso è un sago abbattuto un po' di tempo fa, dove lo lasciano macerare. Macerando creerà dei verniciatoli piuttosto consistenti che scavando fanno questi buchi che vivono dentro lì e loro li useranno per mangiare il fondo. Sono belli grossi, vedete? Sono proteine animali queste, quindi una cosa, dicono che siano squisiti, megliano le proposte, però non sono azzardato, anche se hanno detto che aveva un gusto tra la mandola e la nocciola come retrogusto, però non sono fidato. Ecco, alla scrivono così, come vedete, e Cookie me l'ha proposto, che buono questa cosa. E poi alla fine è una bella sigaretta, non manca mai, fumono tutti. Nella campagna invece dell'altro sciamano pigione Mantiru si prepara, questo inizia ai figli, l'altro uno dei sciamani che mi ha incontrato e dico farò figli, sì, che uno di questi deciderà di mantenere l'abitudine della mia famiglia qui nella giungla. Si prepara la cerimonia per ringraziare gli spiriti con un sacrificio di un maialino, come vedete. La loro credenza è che trattandolo bene, accarezzando, mettendo dei fiori, delle foglie, l'anima di questo animale passerà in maniera semplice e senza soffrire la vita. Non ho firmato l'aspetto negativo di questi campi è che quando si mangiano la
partire di nuovo. Comunque è un loro modo per ringraziare gli spiriti che gli danno da vivere. Il maiale che hanno ucciso lo fanno vessato, non lo cuociono, e lo chiamano detta in mano al famoso listino di dietro le quinte cos'è? Avevo chiesto a tutti, lo chiamavano più vecchio, di definirsi, di presentarsi, di dire chi è, cosa fa, cosa non è. E naturalmente prima di arrivare non è abituato a vedere una camera che prende davanti, perché sono tutti. Aku cukup kalau dulu aku kira keman tahu lagi mau aku. Ecco, questo Sciamano, come vedete, ha imparato qualche parola in inglese con i turisti e quindi a volte commistiona la lingua Hawaii con l'inglese. Che? Aku cukup keman tahu aku tahu ya. Aku cukup. Non ridere, don't smile, don't smile, don't smile. Ecco, dopo le funzioni impartite in dialetto Aku cukup. Oleh ku seharian. Kalau belaku karlogol. Ai vai dua aku kere. Allora guarda, questa è per far vedere l'altezza di questi sciamani, sono molto piccoli, come vedete, magri, e questa invece, vediamo un attimo, fa vedere che abbiamo incontrato due ragazze austriache che erano da sole con la guida che era vicino alla prima, che le ha accompagnate per fare un tour di 3 giorni, ne hanno fatti 10 qui, e alla fine le ho incontrate, quindi vuol dire che si può fare, non è complicato. Un po' di disagio certamente perché si dorme sul tavolazzo per terra, c'è un materassino molto sottile, però di fondo è fattibile. Ecco, poi da Sindro sono passato a Sumatra per vedere in modo particolare quella corsa che vi dicevo. L'Indonesia è stata dominata dai olandesi per 3 secoli, poi è diventata una repubblica dopo la guerra mondiale scorsa. Lo zucchero l'hanno portato loro, portarlo, lo zucchero non è tanto interessante questo quanto quello che arriva adesso, che è la produzione vera e propria di zucchero di canna in maniera molto artigianale, state vedendo. Quindi frizzano la canna, e qui riscaldano questi forni, usano anche purtroppo dei pezzi di copertone per dar fuoco, per scontentare un po', diciamo, di zucchero. Sempre simpatici, sempre sorridenti, ecco, il popolo asiatico è una cosa, per chi va a fotografare non trova muri duri come in Africa o in altri luoghi, sono sempre disponibili e non hanno problemi di nessun genere.
gentilissimi e affabilissimi veramente. Ecco, una volta un po' condensato viene fuori una specie di concentrato vischioso, che è questo, e dopo producono queste formelle di tessuto azoto di canna, partiglioni, come vedete, tutto fatto a mano. Che sono passati invece stavano essiccando all'aperto dei chips, non matti per i chips, non per le patatine, loro usano chips di manioca che li colorano con delle rape rosse, li tagliano sottili e poi li aerano a mano fuori all'aperto per farli essiccare. Dentro la signora vedete dei sacchi che ti avevano venduti un po' dappertutto nel mercato. Le case di questa regione di Minangkabau sono fatte con il corno di bufalo, che il bufalo è l'animale più importante che loro hanno per il lavoro, e quindi hanno riprodotto le loro corna in questo senso. Anche qui vedete persone sempre arrabbiate, questa signora, tutti i denti purtroppo avevano tutti i dentisti, però purtroppo è così, lo spero questo. Questa signora sta invece pulendo una palla di cacao, anche di cresce il cacao. E poi come mangiavillaggio i bambini che subito sono guardinghi, ti guardano un po' con sospetto e dopo 5 minuti basta, sei tutti di loro senza problemi. Ti fanno finta di vergognarsi, in realtà dopo fanno vedere delle armi da guerra che avevamo noi usavamo da bambini quando avevamo 12-13 anni, quindi usano ancora, ma più giovani, quindi oggi non vedete più questo tipo di gioco, sono fatti gli occhi dei bambini maschi, soprattutto sul campione. Ecco, e qui vediamo una cosa, io ogni volta che faccio un viaggio in qualsiasi posto del mondo mi porto via con me 300-400 palloncini. Servono per così comunicare con i ragazzi. In questo modo invece particolare ho voluto anche tastare se loro fossero istruiti, se andassero a scuola. Gli ho fatto scrivere il proprio nome su ogni palloncino per capire questo, e difatti è successo e ho avuto soddisfazione di questo. Oltre ai palloni porto via 3 kg di trapegni, matite, quaderni, cose di questo tipo per regalarli. La cannella classica, ecco, è uno dei maggiori produttori mondiali di cannella, e dopo la cannella, chiaramente il dolce, la cannella, in modo particolare per fare i dolci, sono fatti in cocco e mischiati, sono cotti vari verso, come vedete, queste ciotole in ceramica particolare, non con fuoco diretto, ma con fuoco di rinvio, diciamo così. Sono squisitissimi. Ecco, questi sono i chips con olio extravergine, coffee con olio extravergine appena fatto di frantoio, chips di banana, vedete, ecco, perfetto, buonissimo, freschissimo. E dopo il dolce un caffè. Ecco, la fase dell'industamento del caffè, sempre manuale, che sono sempre disponibili. Caffè, coffee. E il caffè, qui non ho trovato la Samarco, la Cimballi, la macchina da caffè, però si sono ingegnati a fare questo sistema molto particolare, lo fanno vedere l'acqua e poi schiacciano, e devo dire che è equivalente a quello che ho bevuto un caffè italiano.
no? Che sono sempre italiani dappertutto, risaie, ecco risaie per arrivare alla fine poi questa era veramente libro, a mano sempre, persone squisite, come si vedono, ci sono tanti stranieri europei che vivono con questi luoghi, sono anche abbastanza sorpresi. Questa ragazza che sta preparando le nuove piantine di riso e fanno praticamente 3 anche 4 raccolti all'anno di riso a rotazione, li piantano naturalmente. Per vedere così anche sterminati. Quindi questa è la trepiatura del riso. Poi naturalmente ho voluto provare anch'io, le ragazze ridevano perché sono lavori da donne, secondo loro. Però qui, ecco, qui mi hanno anche un po' redarguito perché mi hanno detto, però tu ne hai preso troppo poco, fai poca fatica, non va bene fatto bene quello che stai facendo. Ecco la cultura del riso. Il riso da pulire. Ecco, per concludere la presentazione delle fotografie vediamo il Pachujawi, scusate, vuol dire corsa dei tori, che è una corsa per celebrare il raccolto. Ho sentito però che le fanno più di una volta l'anno, in effetti, una volta era annuale, invece è abbastanza più frequente, ed è una corsa per valorizzare i tori, sono tori giovani. E siccome li usano per arare i campi, la coppia di tori che meglio compete nel campo che vediamo, vedremo, vincerà la gara. L'attrezzo che vedete in mano questo signore qua è l'attrezzatura che viene attaccata al dorso del toro e il fantino metterà i piedi sulla parte sopra perché non si vede. Il campo di gara è un ramo che era già utilizzato e poi si comincerà a fare questo tipo di competizione. Naturalmente all'inizio l'acqua è pulita, abbastanza pulita per poi diventare. Ecco, questa è una cosa fantastica, un metodo internazionale per dare l'augurio al fantino che faccia un buon percorso, che arrivi possibilmente tra i migliori. Internazionale. E poi fango e mani. La corsa deve vincere chi corre meglio il percorso, che non è tanto lungo, sono 100 metri, deve andare via rettilineo perfettamente e il fantino deve stare in piedi. Si attaccano non ci sono fruste, il fantino si attacca alla coda degli animali, con i piedi in questa pesatura come vedete, e non deve cadere, deve andare il più veloce possibile. Chi sarà più bravo vincerà. La coppia dei tori che vince guadagnerà una infinità di valore, non viene pagato niente, ma il valore dei tori cresce in misura. Non so, per dare l'idea, da 500-600 euro ogni toro può arrivare fino a 4-5 mila euro cada uno, proprio perché diventa il meno non è quello, non diventa. Sono belle le espressioni di queste persone, lo sforzo, la grinta che si mettono anche dietro le persone che vincono.
ma anche tanti calano e non arrivano proprio. Vedete? E naturalmente si butta anche tanto, non solo acqua. Questo qui manca poco perché finisca il giro nella risaia. Ed è una competizione, sono circa 400 tori che corrono, e questo fermiamolo. Questo dà l'idea importante, cioè per fare in modo che il toro corra in pariglia perfetta, il fantino morsica la coda del toro che è in ritardo rispetto al suo gemello. Questo per farlo accelerare e in modo tale che arrivi in pariglia il più possibile precisa. Un po' come Siena, qui qualche volta assumono anche dei fantini per cercare di fare funzionare meglio i tori, poi andare bene, e quindi c'è anche una competizione tra questi. Più passa il tempo, la corsa dura circa 4 ore, più diventa fango impossibile correre, è una cosa micidiale. Quindi si conclude dopo questo. Sempre espressioni molto particolari. Ecco, questa è una morality per dare un'idea di cosa sopporta il fantino, tanto che ecco, io ero abbastanza vicino a questo, infatti in questi casi ragioniamo veramente difficilissimo da fare. Questa è una normale. Ho dovuto lasciare la impresa perché stava venendo addosso a me direttamente. Questa è la foto conclusiva di questa gara che rappresenta un po' di più tutto questa gara che è straordinaria da vedere. Ecco, concludo con un passaggio su Java per mostrarvi questo lavoro sul vulcano che è molto importante. Magari dopo questo lungo pistolotto che avete subito adesso vi vedrete di sicuro perché è una cosa particolarissima e fa vedere un po' il lavoro infernale di questi mondi. Sono affascinato dal lavoro dell'uomo e vado a cercare anche i lavori molto diversanti per cercare di mostrare in giro e far capire. Ecco, dal punto di vista fotografico vedete che è un luogo splendido perché i colori sono per tutti qui. L'ho chiamato l'oro del diavolo perché appunto è un oro che fa vivere le famiglie e proviene dalla vita della terra. Ecco, questa nebbia che si vede è anidride fosforosa che esce di continuo e cambia continuamente posizione nella caldera del vulcano, quindi ti avviene addosso e si fa fatica a respirare, ci vuole una macchina. Questo è il nome della persona invece che ho seguito, fatto no, e poi vediamo. Lavorano di notte, come dicevo, vanno a prendere questi massi, diciamo, portano dai 80 ai 100 kg sulle spalle di queste ceste, doppie, una cosa enorme, facendo un percorso in salita di 40 minuti con i gas che li il blu, ecco, il blu è importante. Questa è una foto molto importante da capire. I turisti che si stava prima da Nilo sono questi, vanno giù, stanno lì un paio di ore, 3 al massimo, i cinesi vanno anche vicinissimi ai lavoratori a disturbare per fare i selfie con il lavoratore dietro, per prendere starci nel sedere, e il posto è diventato famoso perché appunto si vedono queste fiamme blu, qui ci sono, è un colore blu della combustione dello golfo durante la notte. Durante il giorno fa sempre combustione ma non ci vede nessuna fiamma, quindi è solo di notte. E il National Geographic ha fatto un rilievo qua e ha reso famoso per questo. Quindi i turisti vanno apposta per vedere le fiamme blu, solo per quello. Non per rendersi conto di come vivono le persone. Ecco, concludo così e adesso vi vorrei far vedere
sarà così bambino. Betul. Saya sekolah di Taman-Sari. Dapat ke sini. Saya Antono. Saya di sini awal kecil. 5 menit lah berjalan karena saya kerja di sini. Kemudian barang uangnya 150. Saya 10 tahun tahunan saya kerja di sini. Jalan jam 10 pagi dapat ke sini dari rumah di Taman-Sari. Saya 10 tahun kecil 150 di Taman-Sari umur 10 tahun nanti jalan 2 kali.
Ringraziamo Fernando per la serata, un po' di mano con l'inizio che non funzionava siamo anche noi alle prime proiezioni in questa sala, quindi adesso ci stiamo organizzando. Grazie a Filippo che ha trovato subito la soluzione rapida. Se avete qualche domanda, Fernando è a pari rispondervi. Quei tubi neri che scendevano dalla montagna, cosa sono? Prego? I tubi neri che scendevano dalla montagna. Allora, il lago che avete visto è un lago di acido solforico puro, pH1. I tubi che scendevano dalla montagna sono delle tubazioni in ceramica che hanno inserito circa 50 anni fa per recuperare i gas che fuoriescono dal sottosuolo del vulcano. Condensano, quindi si raffreddano attraverso queste tubazioni e nel percorso che sono circa 30 metri, 40 metri, condensano, diventano liquidi. Il colore rosa arancione che avete visto è il colore dello zolfo liquido a 160 gradi orsonoso, che poi diventa giallo classico, raffreddando, diventando normale sostanzialmente. È zolfo puro 99,5%. Il vulcano è gestito dai cinesi, tutto lo zolfo viene venduto ai cinesi, hanno parecchie possibilità, sono padroni di tante cose, e viene utilizzato per l'agricoltura, per la cosmesi e per fare le bombe. Le persone qui guadagnano 10 euro al giorno, portando su 200 kg dal fondo della caldera a sopra, sono 40 minuti, sono 300 metri di dislivello verticale e sono 40 minuti in sofferenza perché hanno dagli 80 ai 100 kg sulle spalle. Avete visto uno che ha la scarpola rotta tra l'altro e quindi è così, loro lavorano, guadagnano di più di fare altri lavori, però rischiano, sono dei freelance, lavorano 20 giorni al mese, poi vanno a casa 10 giorni, tornano, cominciano a lavorare alle 10 di sera fino alle 3-4 del pomeriggio. E il gas che si vede non è vapore acqua, ma è anidride solforosa, CO2 micidiale, mortale se uno la respira. Infatti lì loro usano, chi ha le maschere è fortunato, io la mia l'avevo procurata, l'ho comprata, poi l'ho regalata a uno, l'ultimo che era vestito di rosso, ha 60 anni, lui, e non aveva mai potuto comprarsela. Chi non ha i soldi per comprarla usa una specie di straccio in bocca, respira con lo straccio. Cioè, è micidiale vedere queste cose, però io lo faccio volentieri perché credo che condividere anche quello che c'è in giro per il mondo forse ci fa anche pensare che tutto sommato noi abbiamo tanto, fin troppo forse, ci lamentiamo tante volte e effettivamente bisogna capire che ci sono queste, non sono finte queste cose. Nel 2017, in ottobre, è un omaggio alla loro fatica, alla loro vittoria giornaliera per portare su questi 200 kg. Adesso sono anche fortunati perché scendendo dal vulcano vengono giù dei calettini, prima si facevano invece 3 giri su e giù, tenete presente che il dislivello è 800 metri in salita, quindi ci vogliono quasi 2 ore in salita, lo fate tutte le sere, 6 notti, e loro continuamente, quotidianamente. Questo è l'oro del diavolo che loro estraggono ogni giorno. Bene, allora io ne approfitto per passare all'ultimo saluto per dare al nostro presidente Merlin, che vi parlerà anche, oltre alla prossima serata di viaggi, anche una delle tante iniziative che portiamo avanti come gruppo qua. Sì, grazie innanzitutto per essere qua così numerosi. Sarò molto breve. 2 ricordi da tenere in mente. Il primo è quello relativo sempre alle serate di Inquadra i Viaggi. La prossima volta sarà con Rosella Pinellato e andremo in Marocco e sarà lunedì 7 marzo, tra un mesetto.
Invece prima, la prossima settimana di venerdì, quindi venerdì 18, avremo una serata particolare, non ha nulla a che fare con i viaggi, però faremo la prima serata delle serie con gli autori, diciamo. Per l'occasione vengono a trovarci due fotografe, una di Roma e una di Massa Carrara, e ci parleranno di fotografia di cibo, quindi la food photography. Tra fine art, diciamo, quindi la fotografia d'arte e la fotografia commerciale. Avremo anche probabilmente le foto di Tatiana Mura, sono Stefania Casali da Roma e Tatiana Mura da Massa Carrara. Tatiana ha fatto una serie sul rapporto che hanno le persone col cibo, un po' conflittuale, come anoressia e bulimia, ma le foto sono veramente molto belle e ironiche. E Stefano invece è più dedicato a quello che è la parte commerciale, è un docente di fotografia, e la serata sarà condotta da loro due e passeranno dalla fine art, quindi dalla parte artistica, alla parte commerciale della fotografia del cibo. È una serata molto interessante, è un'occasione insomma da non perdere, perché non capita spesso di avere in zona. Detto questo, vi invito ancora, se avete voglia, se avete interesse, a passervi all'associazione, trovate qui fuori Graziano a disposizione. Basta, grazie mille di essere intervenuti. Alla prossima.